Per descrivere e rievocare il personaggio di Giambattista Chino, forse basterebbero alcune righe tratte dalla premessa al libro Bagnoli di Sopra, Storia e Arte, pubblicato nel 1993. Nella premessa fatta dagli altri autori del libro, questi riconoscevano in Giambattista Chino la loro guida per la pubblicazione. La nostra coscienza è stata guidata a questo dall'amico Giambattista Chino, che nella ricerca di memorie locali, condotta in tanti anni di appassionato lavoro e nella scoperta delle radici culturali che lo legano alla terra di Bagnoli, ha trovato anche la ragione del suo cammino di uomo. I suoi interventi in questo volume non rendono giustizia della quantità di conoscenze di cui è in possesso, ma si riverberano nei contenuti di tutti gli altri saggi attraverso informazioni, suggerimenti, preziose segnalazioni che dobbiamo alla sua disinteressata generosità. Questa generosità disinteressata nell'elargire informazioni non è mai stata prerogativa degli storici locali, invece sempre molto gelosi delle proprie ricerche. Al contrario, troviamo in Chino il desiderio di condivisione delle sue scoperte, unita alla sua capacità e volontà di approfondire la ricerca storica anche con l'aiuto degli altri. Il suo desiderio di conoscenza non si soffermava alla semplice scoperta documentaria, ma andava anche verificato sul campo. Ad esempio, in un testamento della famiglia Zaguri, che avevano anche villa a San Siro di Bagnoli, si elencano quadri di pregio e Giambattista va poi a verificare le tracce rimaste delle opere elencate nel Palazzo Zaguri a Venezia. In un suo intervento descrittivo della chiesa di San Michele di Bagnoli, nel mensile Comunità Conselvana dell'agosto 1971, si arrabbia con gli scriteriati interventi di restauro che hanno abbruttito la parrocchiale, nel senso che non era più leggibile la sua armoniosa configurazione. Nella stessa pubblicazione descrive pure la Villa Widma e la chiesa del Capitello di Anguillara, dove dimostra una notevole precisione nella descrizione artistica e nella documentazione storica. Nella illustrazione del Palazzetto Widma, nella Comunità Conselvana del febbraio 1972, rasenta la precisione di un critico d'arte e, constatando il degrado in cui versava allora l'edificio, fa una sconsolata considerazione finale. Ciò che tipicamente distingue l'ambiente dell'area depressa è la sfiducia e la reciproca disistima. L'intellettuale che vi ha residenza non è mai apprezzato senza gravi riserve, le stesse riserve che potrebbe trovare aggiunte a stupida ironia e compatimento chi sollevasse la voce e invocasse aiuto per dare un nuovo volto a un ghetto. Da queste righe comprendiamo che fare lo storico e voler salvaguardare la memoria artistica del Conselvano negli anni 70 del secolo scorso non deve essere stato facile. La discriminazione verso coloro che proponevano la salvaguardia storico-artistica in molti casi era ancora maggiore tra gli stessi amministratori comunali, che con molta superficialità, scarsa cultura e arroganza decidevano di soprassedere alla conservazione della memoria culturale in nome della moderna razionalità ed economicità. Tuttavia, con coraggio e determinazione, riuscì a portare avanti la sua testimonianza, negli ultimi anni della sua vita anche con l'associazione locale Il Moraro, e a ottenere dei risultati di salvaguardia e consapevolezza per Bagnoli, nonostante non sia vissuto a lungo per vederne la realizzazione. Considerando il percorso tracciato da Giambattista, altri importanti obiettivi di salvaguardia storico-artistica del territorio bagnolese potrebbero essere la conservazione e valorizzazione delle antiche case rurali del monastero agostiniano di Santo Spirito di Bagnoli, costruite dal XVI al XVII secolo, e la creazione di un museo per il Conselvano, che ricordiamo essere l'unica zona del Padovano e del Basso Veneto a non averne uno. Questo spirito di ricerca e desiderio di conoscenza forse lo avvicinava a un suo grande antenato, Eusebio Chino, padre gesuita e missionario, 1645-1711. È stato Eusebio Francesco Chino, è stato lui a cambiare il suo cognome mettendo la K davanti. Iniziò la sua attività missionaria fondando una prima missione cattolica nell'attuale stato messicano di Sonora nel 1687, allora colonia spagnola.
Convinto sostenitore della necessità di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni indiane d'America, cercò di creare sviluppo economico insegnando ai nativi i metodi dell'allevamento di bestiame, la lavorazione del ferro e coltivazioni prima sconosciute. Si impegnò nella difesa degli indiani di Sonora, opponendosi all'obbligo di farli lavorare nelle miniere d'argento che il governo spagnolo imponeva. Padre Chino estese la costruzione di missioni fino all'odierno Stato degli Stati Uniti d'America dell'Arizona, in tutto 27 missioni. Fu anche scrittore, descrittore degli usi e tradizioni dei nativi americani, esperto astronomo, matematico e creatore di mappe geografiche. Padre Eusebio fu il primo ad intuire che la Bassa California era una penisola anziché un'isola e organizzò la prima grande esplorazione della regione e scoprì il passaggio via terra dalla Bassa California al continente. È stato ricordato sia in Messico che negli Stati Uniti intitolandogli diverse città, strade, monumenti. A Los Angeles, un grande quartiere della città è denominato Chino. È considerato uno dei fondatori dell'Arizona e perciò a Washington, in Campidoglio, si trova una sua statua bronzea. Nel 1971 è stato avviato un processo per la beatificazione e nel 2020 Papa Francesco gli ha conferito il titolo di venerabile. Eusebio Francesco Chino era nato a Segno, in Val di No, in Trentino, come gli antenati di Giambattista, che nel XVIII secolo scesero a Bagnoli di Sopra, diventando agenti dei Widman e proprietari terrieri. L'albero genealogico della famiglia Chino, ricostruito con precisione e stampato all'inizio del Novecento, con la storia della famiglia, individua il legame di parentela con il gesuita Eusebio. Giambattista Chino nacque il 27 dicembre 1927, frequentò il liceo classico Tito Livio e poi continuò gli studi a Vicenza. Si interessò sempre alla ricerca storica e in modo particolare alle vicende della famiglia Widman. Poteva contare sull'amicizia di molti storici locali del circondario. Diresse per alcuni anni la biblioteca civica di Bagnoli, era amante della letteratura, della musica, delle piante e dei fiori. Ha scritto poco e ricercato molto, accumulando una notevole scorta di materiali archivistici. Ha anche scritto per il mensile Comunità Conselvana e per i quaderni dell'Associazione Culturale Lombardo-Veneto. Fece apprezzare le opere del medico bagnolese il poeta Ludovico Pastò. È morto a Monselice il 30 luglio 2004.